Nel 2012 su a Bolzano Cristiano mi dice questa frase: chi restaura una lapide o un monumento dei nostri soldati fa rinascere l'anima di queste persone. Perché mi dice Claudio, quando ero giovane, io che abito nell'altipiano di Asiago, andavo a restaurare, a tagliare l'erba, a risistemare queste lapidi proprio a ricordo di questi soldati. Va bene, questa frase mi è rimasta un po' impressa, diciamo, e a giugno del 2012, assieme ai miei ragazzi Anna e Davide, facendo un giro per Ponte San Lorenzo, abbiamo visto la colonna romana che indica, diciamo, il punto di avanzata massima austro-ungarico, le condizioni che non erano proprio, diciamo, molto buone. Allora con Anna e Davide ho chiesto ai miei figli se mi davano una mano a ripristinare questa lapide che era proprio in condizioni un po' disastrose. E da lì siamo partiti un colle dopo l'altro, Col Moschin, Catasson e altri colli che abbiamo fatto, e da lì anno dopo anno abbiamo preso questa passione qua, ma sempre grazie a questo soldato, a questo Cristiano. Ti piace quello che stai facendo? Tantissimo, perché proprio fai rianimare, rivivere le anime di questi soldati, e soprattutto perché ci divertiamo anche. Anna, è un'occasione per passare del tempo insieme a tuo fratello, a tuo papà, ma è anche un modo diverso per studiare quello che magari sui libri di scuola non sembra così appassionante, credo. Sì, è vero, perché queste cose proprio non te le insegnano a scuola, ti insegnano solo la storia teorica, diciamo, e quindi sì, è molto bello.